Essere stato il nipote di Sigmund può averlo favorito in una carriera costellata di primati. A 22 anni espone per la prima volta a Londra. Nacque l'8 dicembre del 22 a Berlino da genitori ebrei, ma nel 1933 la famiglia preveggente si era trasferita in Inghilterra. A 26 anni sposa Kitty Garman, fortunato in amore e riservato. La dipinse chiamandola ragazza con rose. Altri ritratti da lui dipinti delle sue spose, si sposò infatti 2 volte, non abbiamo trovato. Un dettaglio che approfondiremo. Molti autoritratti e premi sino ad essere insignito dell'Order of Merit nel 1993. Per quale motivo, l'abbiamo accennato, non ha ritratto le sue mogli? Lui afferma: tutto è un ritratto, con la determinazione del nonno per il quale tutto è sesso, ovvero ogni patologia psichica deriva dalla sua repressione. Ed attraverso i sogni Sigmund indaga. Lucien sostiene: un pittore deve pensare a tutto ciò che vede come se fosse là solo per essere usato da lui e per il suo piacere. E quindi il dipinto deve essere spettacolare. Il pittore deve scartare ciò che non gli è essenziale, ossia guardare le cose con distacco inglese, dall'alto in basso. Ho lavorato sul corpo nudo, spostando la testa, le braccia. A destra si notano le sue scarpe. A suo dire, le modelle erano spesso ammiratrici, talora committenti plurimedagliati. La regina Elisabetta si fece ritrarre nel 2000. Non sappiamo se Sua Maestà abbia gradito la pennellata ampia, avendo sostituito i pennelli con pelo di martora con quelli con pelo di maiale, molto più efficaci, a suo dire. A nostro parere, il vigore pittorico ben si adatta alla volontà ferrea di Elisabetta, ma il contrasto con la corona, cesellata di fino, ci sconcerta. Bella, accovacciata sul divano come la regina, ha un naso a patatina, un giro di pennello sulla punta e, se dobbiamo dirla tutta, il naso visto da sotto in su, ha sembianze falliche. Ancora una volta si smentisce. Il superfluo, prima era la corona, ora sono gli orli del colletto e delle maniche. Han richiesto una particolare cura. Eppure, parole sue, l'espressione del volto è quella che, per farla sembrare immediata, richiede una gran quantità di lavoro. Lo vediamo all'opera. Il fatto di star seduto mi rende agitato e si libera di sedia, pennello e brandisce la spatola. Ci troviamo davanti ad un'opera d'arte eccezionale. Lontano dal movimento superficiale dell'impressionismo e dall'espressionismo tedesco, avvertiamo una tensione classica nella torsione del busto, del collo, nell'equilibrio delle masse e poi una inaspettata sorpresa, forse nostra illusione, una Madonna fantasma che passa leggera sulla destra. Questo cos'è? Il riposo del guerriero o dell'eunuco? Che importa? Nei pub dei bassi fondi si trovano personaggi poco raccomandabili. E i nomi
sono irrilevanti. Tutti i ritratti sono personali, ossia suoi. L'effeminatezza delle sopracciglia, della posizione imposta dal pittore, le macchie di malattia sessuale sulle guance, la carnosità femminile delle labbra raccontano abbastanza. Il naso, sarà una nostra fissazione, ha la narice sinistra stranamente debordante. Francis Bacon fu amico di Lucien ed in alcuni autoritratti vi è affinità tecnica. Entrambi affermavano che, una volta che ho iniziato a dipingere, le facce mi guidano. Non ne dubitiamo. Il ritratto ti attira, anzi ti trascina fino alla fine. Per scuoterci la pittura non deve limitarsi a ricordare la vita, ma deve acquisire una vita propria. In questo autoritratto, ormai ottantenne prossimo alla morte, con le vibrazioni di colore alle sue spalle, che si riverberano sul volto, in frequenza rallentata sino alla stabilità della giacca, carica di energie, ancora un contrasto. Stavolta per noi da applauso, ha realizzato il suo progetto, il ritratto per sempre.